Amici telespettatori, benvenuti a questa rubrica dei cuori solitari. Questa sera praticamente abbiamo un altro cuore solitario che è in cerca della sua anima gemella. Viene da Trapani, ma si chiama, sentiamolo subito da lui. Ciao. Ciao, io mi chiamo Bartolomeo Boto. Boto. Bartolomeo Boto. Dimmi Bartolomeo. Però per gli amici Vaitolo, perché Bartolomeo Boto è lungo. Vaitolo. Sì. Va bene, Bartolo hai detto? Vaitolo. Vaitolo. Vaitolo, no Vaitolo, Vaitolo. Vaitolo. Va bene, Vaitolo, dimmi, ascolta, tu praticamente sei trapanese? Sì. Originario di Trapani? Sì, dormo alla Colombaia per ora. Ho capito. E ascoltami Bartolo, tu praticamente sei in cerca di una donna ideale? Sì, sì. Dell'anima gemella? Sì, sì, soprattutto bella vivace. Vivace? Calda. Sì. Soprattutto viva. Esatto. Va bene Vaitolo, allora parliamo un po' di te. Sì. Tu che tipo sei? Intanto lavori? Sì, faccio il guardiano al cimitero, faccio. Ah, fai il guardiano al cimitero, sì. Al cimitero di Trapani? Sì, certo. Va buono, e da quanto tempo? Da 25 anni. Da 25 anni. Te la passi bene, sì? Sì, non si lamenta nessuno. Esatto. Hai un bel guadagno? 1.900 euro al mese. 1.900 euro al mese? Sì, perché prima eravamo in due, l'altro è scomparso, però lo stipendio non è credo scusa a me. Esatto, quindi praticamente tu prendi per due. Sì. Esatto, come si dice, prendi uno e paghi due. E paghi due, sì. Esatto. Va bene Bartolo, dimmi a che genere di donna tu sei interessato? Cioè parliamo praticamente della tua anima gemella. Deve essere calda. Sì. Bella accippata. Sì. Ti piace la donna in carne praticamente? Sì, le chiappune. Sì. Deve essere calda, dico, perché ha sempre a che fare con quelle fredde là. Certo. Va bene, e fino ad oggi sei stato mai fidanzato? Sì. Quanto tempo è praticamente che sei lasciato? Che sei singolo praticamente? Sono singolo. Singolo uno, dice. Sì. Perché eravamo due prima, ora lo stipendio ce l'ho. Quanto tempo è? Che è morto lui, No, che tu praticamente sei singolo. Che sono singolo. Sì. Che sono singolo dal 1900 a Piscifit forse, che l'ultimo funerale l'hanno fatto assai, non mi ricordo. Sì. Va bene, e quanto tempo sei rimasto con questa tua anima gemella? No, poco, perché poi l'hanno beccata subito. Esatto. Cioè, ma perché vi siete lasciati? Lei se n'è andata, io ogni tanto ci vado, ci busso, ma mi guarda sempre fisso, non mi risponde. Esatto. Abbiamo avuto una settimana così, che era nel frigorifero, capito? Certo. Poi quindi era molto fredda. Era molto fredda. Mentre tu sei interessata a una donna calda. Calda. Cioè ti piace calda? Viva pure, che si muove. Esatto. Hai detto Bartolo, giusto? Vaitolo. Bartolomeo Boto. Però Vaitolo per gli amici. Esatto. Va bene Bartolo. Allora dimmi una cosa, tu praticamente come passi il tempo nella giornata? Quando finisci di lavorare naturalmente? Non riesco a lavorare, il mio hobby è le pecore. Sì. Guardare le pecore, poi mi mangio un po' di formaggio, di pane, di alivi scacciate su l'albero d'aliva quando non fa freddo. Certo. Mi scappetto 2 litri di vino in pietra, quando mi addormento là sotto mi arrospigliano le pecore che mi alliccano tutta la faccia. Io ci dico no, la faccia no, e loro mi alliccano stesso la faccia, non mi capiscono manco le pecore. Esatto. Cioè a parte questo ascolti musica? Musica sì. Che genere di musica ascolti? Cioè che genere? Questa. Cioè musica attuale? Naturale, quella naturale. Ciu, questo. Ok. Cioè ti piace la musica della natura? Della natura, sì. Esatto. E quando non ascolti musica, che hobby hai? Cioè fai qualche sport in particolare? Sì, zappo la terra. Ok. Cioè ti mantieni in forma? Sì, certo, vero. Esatto. Va bene, mentre i tuoi cibi preferiti quali sono? Te l'ho detto, mangio pane con la muffa ce l'avevo. Sì. Formaggio, di pecore, olive, caccoccioli, questo, cose di campagna, bioccoli. Esatto. I finocchi non mi piacciono. I finocchi? No. Va bene Bartolo. Ascolta, tu sai che noi in questa nostra rubrica di solito facciamo fare un videomessaggio rivolto alla telecamera per poter parlare con le telespettatrici che saranno naturalmente nel momento di decidere se telefonarti oppure no. Noi di solito facciamo fare un videomessaggio. Certo. Tu vuoi fare qualche videomessaggio magari, non so, dicendo qualcosa che ti senti di dire, rivolto alla telecamera? Sì. Allora guarda verso la telecamera e rivolgiti con le telespettatrici. Non fate caso al mio aspetto, questo di qua, perché anche se ci sono questi occhiali, all'interno di questo occhiale c'è un occhio solo, però non vi preoccupate, perché poi
questo occhio viene ricompensato da un altro organo a palline, poi io ve lo faccio vedere. Voglio una storia seria, non voglio più combattere con queste persone fredde, voglio una persona calda che stia a mio fianco. Io prendo 1.900 euro di stipendio perché quello là lo so solo io, te l'ho seppellito tu, fatti tu. E la casa ce l'abbiamo alla Colombaia, poi se dice fa freddo alla Colombaia, io e il mio cimitero vi aspettiamo. Siete a disposizione? Sì, vi aspettiamo, io vi aspetto al cimitero, telefonate che dal freddo poi la caloria che emana il mio corpo. Perfetto, bellissimo videomessaggio, Bartolo, complimenti. Grazie. Hai studiato prima? Sì, io ho scuole alte. Ho capito. Mi faccio sapere il Borgo Nuovo. Va bene, Bartolo. Non so, cosa possiamo dire alle telespettatrici che in questo momento ti stanno guardando e stanno decidendo se chiamarti oppure no? Cioè vedono in te un tipo interessante. Sì, certo, sicuramente che se ne acchiappuna, che avevo più 10 anni. Va bene, ok, amiche telespettatrici, per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta e naturalmente vi saluta anche... Vaitolo Boto, Bartolomeo Boto, Vaitolo, vai, vi aspetto se ne acchiappuna. Ok, ciao. Ciao. Oh yeah!